Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere collegato qui con noi in studio, quindi ringraziamo di dedicarci del tempo e lo salutiamo, Alessandro Berton, Presidente Union Mare Veneto. Grazie Presidente. Buongiorno, grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti i teleascoltatori. Grazie a lei. Allora, l'argomento è molto interessante. Parliamo della situazione delle spiagge, dei litorali della regione del Veneto. Union Mare in modo particolare è un'associazione che si è costituita ancora nel 1995 ed fa parte di Confturismo, del mondo Confturismo, ed è una specie di diciamo così, sindacato di tutela delle spiagge, in modo particolare spiagge molto rappresentative per la tutela ma anche lo sviluppo del settore balneare. Relativamente proprio al settore balneare faremo un po' il punto della situazione di una campagna promozionale che si è chiusa, di quelle che sono le prospettive, visto che adesso la stagione sembra essersi quasi aperta, se non in senso tecnico con proprio ombrelloni e lettini in spiaggia, però comunque con flussi interessanti, soprattutto nei weekend di bel tempo, quando ci sono anche eventi organizzati. Faccio riferimento in modo particolare a Jesolo e anche ad altri litorali che si sono strutturati per ampliare la stagionalità. E poi ci sono tante altre cose da parlare e spiegare ai nostri telespettatori, situazione balneari, le spiagge, le concessioni, insomma c'è tanto da dire Presidente. Con cosa vogliamo incominciare, visto che diciamo che c'è tanta carne al fuoco? Sì, incominciamo con la fotografia di quello che continua ad essere una componente fondamentale non solo del primato turistico di Regione del Veneto, che è bene ricordarlo, è la prima regione a livello italiano per presenze turistiche, ma mi sento anche di dire insomma il primato di una componente fondamentale di quella che è una parte dell'economia del nostro territorio. Le spiagge rappresentano il socio di maggioranza, se lo vogliamo definire così, di quello che è il turismo veneto. Union Mare Veneto, come da lei giustamente introdotto, è un contenitore estremamente autorevole e importante che raggruppa al proprio interno tutte le attività economiche che insistono nel demanio marittimo, e quindi sicuramente gli stabilimenti balneari che in questo momento sono anche al centro di questa interlocuzione governativa e con l'Europa per la cosiddetta direttiva Bolkestein, ma anche i campeggi, gli alberghi di Jesolo, di Caorle o di Bibbione, insomma i chioschi attrezzati, quindi tutte quelle attività che hanno a che fare con il mare lungo tutta la costa veneta e quindi dal delta del Po fino alle foci del Tagliamento. Ecco, infatti la interrompo un attimo solo proprio per precisare, perché voi comprendete delle realtà di spicco, di rilievo, che proprio vanno da Cavallino a Treporti, mi corregga se sbaglio, al lido anche di Venezia, tra l'altro, Caorle, Raclea, Bibbione, Jesolo, Chioggia e Rosolina, quindi da nord a sud la fate tutta l'arco del litorale. E Bibbione non c'è? No, Bibbione c'è, infatti Union Mare Veneto è indubbiamente il contenitore più autorevole ed importante che rappresenta le attività economiche che hanno a che fare con il demanio marittimo. Non è merito mio, tanto per essere chiari, nel senso che io ho ereditato l'associazione in questa condizione, è un'associazione molto importante, presente su tutta la costa, e quindi tutte e 10 le località balneari del Veneto afferiscono alla nostra associazione, e lei ne ha ricordate alcune, insomma tra le più importanti, ma siamo presenti su tutti i territori, rappresentiamo non solo delle realtà molto importanti e strutturate dal punto di vista economico, ma anche magari attività minori che hanno comunque a che fare con le spiagge, e quindi da Bibbione, quindi dal lato più orientale a ridosso con il Friuli Venezia Giulia, fino al delta del Po, e quindi alle spiagge della provincia di Rovigo, passando per tutte quelle che sono le località più conosciute e più importanti, Jesolo, Caorle, Raclea, i campeggi di Cavallino Treporti, ma anche appunto Chioggia, Sottomarina e Lido di Venezia. Siamo presenti in tutte queste località e di fatto rappresentiamo il fiore all'occhiello del turismo balneare della costa veneta.
Lei ha accennato appunto a Bibbione, che è al confine, poi ci troviamo con Lignano e Grado, per citarne un paio, e citava anche la regione del Veneto. Ci sono differenze sostanziali, come per le località di montagna, un po' di confine, che soffrono questa posizione per provvedimenti di carattere normativo oppure per aiuti di carattere economico o quant'altro, con le spiagge del Friuli, oppure tutto sommato è un settore che non risente di provvedimenti della regione, di regione a statuto speciale anziché ordinario? Allora, questa domanda è opportuna e mi consente di entrare un po' anche nel dettaglio dei tanti temi che avremo modo di affrontare. Il turismo è una delega di competenza esclusivamente regionale e quindi l'interlocuzione e i rapporti, in questo caso con la Regione del Veneto, sono fondamentali e sono ottimi da sempre. In particolare durante il mio mandato abbiamo avuto modo di portare avanti molte progettualità condivise a quattro mani con Regione del Veneto, dal progetto Blue Zone ad esempio, che è stato forse la caratteristica principale della ripartenza del turismo balneare nelle due stagioni fortemente condizionate dal Covid, quindi quel grande progetto di certificazione delle aziende sulle modalità di sanificazione per introdurre il concetto di benessere applicato alle spiagge e di poterlo trasmettere anche a livello di promozione, di campagna promozionale, proprio per far sentire gli ospiti sicuri e a casa e metterli in condizione di tornare a riappropriarsi delle spiagge del Veneto. E più di recente anche ad esempio la presentazione dell'applicazione Vivi Veneto, nella quale siamo stati coinvolti, unica associazione territoriale di categoria che ha avuto un ruolo, proprio perché con l'agenda digitale, proprio dal Covid in poi, con l'assessore Calzavara e con tutto il team dell'ICT, era iniziato un rapporto di collaborazione proprio legato al progetto Blue Zone, che è poi continuato anche in questa ulteriore progettualità. Quindi i rapporti con la Regione del Veneto sono storici, sono ottimi, sono di una grande collaborazione fattiva, hanno avuto applicazione in tanti altri temi estremamente delicati che magari approfondiremo più avanti, come quello della difesa delle coste, sì, attraverso la sottoscrizione con questo partenariato pubblico-privato di cui Union Mare Veneto si è fatta promotrice fin dall'inizio, e che poi ha visto coinvolto anche la Camera di Commercio, i sindaci della costa e l'onorevole Rosanna Conte del Parlamento europeo, proprio perché tutte queste azioni sono finalizzate a mettere in sicurezza e quindi a consentire la continuità aziendale di quello che, non mi stancherò mai di ripeterlo, è una componente fondamentale del tessuto economico di questo territorio. Assolutamente. Presidente, volevo chiedere questo. Lei ha citato appunto il post-Covid, il periodo di transito che è stato un po' difficile e comunque avete attuato tutti i provvedimenti che erano necessari, riuscendo a superarlo anche in ottimo modo. Ma è cambiato in qualche modo le aspettative del turista per quel che riguarda l'area dei litorali? Chiede qualcosa di diverso, di più? I flussi come si presentano secondo l'esperienza che c'è stata, che si è chiusa dalla stagione passata, e quelli che vedete i primi approcci attuali, quindi le istanze? Sì, io la ringrazio di questa domanda perché mi permette di entrare un po' nel merito di quello che è il grande lavoro che gli operatori turistici, e mi permetto di sottolineare gli operatori balneari in primis, hanno fatto proprio per affrontare quelle due stagioni terribili, in particolare la stagione 2020. La risposta alla sua domanda è indubbiamente sì. Fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle l'emergenza pandemica, ma la percezione degli ospiti non è cambiata, e noi fin dal principio abbiamo compreso che su certi temi non si sarebbe tornati indietro, e quindi abbiamo voluto interpretare anche quel momento di difficoltà come un'opportunità di riorganizzazione, di reinterpretazione del fenomeno turistico, un'opportunità anche evolutiva, se vogliamo, nel senso che siamo riusciti a fare sistema, a mettere in sinergia le tante competenze che caratterizzano appunto il sistema della balneazione attrezzata di questa regione, che, come dicevo in apertura, è data dai balneari
puri, intesi come stabilimenti, ma insomma anche dal ricettivo alberghiero, extraalberghiero, dai campeggi. E quindi provate a pensare solamente al tema della sanificazione. Prima del Covid non esistevano dei case history di sanificazione massiva, la sanificazione era concepita solo in ambienti chiusi, quindi una stanza di un albergo oppure un ufficio. Pensare di sanificare un campeggio di diverse decine di migliaia di metri quadrati di superficie era impensabile. Ebbene, questa cosa è stata resa possibile proprio perché la nostra associazione, fin dalle prime battute, ha iniziato un grande lavoro di interlocuzione del proprio interno per condividere le corrette modalità, l'individuazione del corretto uso di quali fossero i prodotti più indicati per fare questo tipo di attività, anche in un'ottica di attenzione all'ecosistema marino, all'ambiente, e quindi la centralità del tema della sostenibilità ambientale. Questo lavoro, questa expertise è stata un po' la roadmap su cui a suo tempo vennero poi scritti i protocolli che tuttora sono in vigore e che sono stati poi utilizzati per portare avanti queste iniziative. Non è un caso che il Veneto abbia avuto un ruolo centrale in questa attività, arrivando poi appunto alla presentazione del progetto Blue Zone e quindi alla certificazione di queste modalità che continuano ad essere impiegate anche post-Covid. E quindi ribadisco, la percezione delle persone non è cambiata, la soglia di attenzione rispetto a questi temi è sempre più alta e noi abbiamo idealmente pensato di continuare su questa falsariga, passando dall'emergenza sanitaria al concetto di benessere, per rendere sempre più piacevole la possibilità di trascorrere una giornata al mare in assoluta sicurezza anche dal punto di vista sanitario. Infatti lei ha toccato l'aspetto appunto dell'igiene, della tutela del benessere, nel senso anche di salute, che sono fondamentali. Sono dato di fatto che ormai le persone ritengono anche imprescindibile e di discrezionalità nella scelta delle strutture. Si vedono anche i giudizi che vengono magari dati, lei faceva riferimento alle strutture di ricettività alberghiere. L'aspetto primo è considerato l'igiene, la pulizia, indubbiamente, poi tutto il resto a scendere. Ma oltre a questo c'è un modo diverso, le persone non riescono più a stare a casa, questa è una premessa, lo si vede anche nei weekend, che ci sia bel tempo o brutto tempo, tutti vanno fuori di casa, quindi è cambiato anche il modo di intendere la spiaggia, quindi non solo mi sembra di aver percepito per l'estate mi metto con l'ombrellone e il lettino sdraiato in spiaggia, ma anche come momento di relax, di respirare un po' di aria, di stare in libertà, e quindi potrebbe dare anche a voi l'opportunità di una maggiore apertura. Io so che tanti si sono informati anche per alcune spiagge per avere degli hotel disponibili in alcuni weekend, però purtroppo c'è la stagionalità che incombe. Può essere anche rivisto il modo di fruire di queste zone? O non è possibile perché manca il personale, perché ci sono tante questioni che impediscono, ostano a questo? Allora guardi, visto che mi ha fatto questo assist sul personale, le rispondo dicendo che fare gli imprenditori in un momento storico così difficile come quello che tutti noi stiamo affrontando veramente mette in evidenza dei tratti quasi di eroicità nell'approccio a questi temi. E se ci dovessimo fermare di fronte a queste difficoltà, insomma, probabilmente non saremmo quella parte così importante del tessuto economico del nostro territorio che invece insomma riteniamo di essere e che i numeri dimostrano che siamo. Però lei ha ragione, il fenomeno turistico è cambiato perché cambiano le esigenze delle persone. Io faccio il balneare da quando ero ragazzino, ma insomma evidentemente in questi anni ci sono stati dei radicali, importanti cambiamenti nelle abitudini delle persone e nella percezione delle persone relativamente alle loro esigenze, ed è per questo che il compito di un operatore turistico è anche quello di saper intercettare queste mutazioni, questi cambiamenti, e di essere proattivo nel fornire delle risposte che siano efficaci. E quindi l'offerta turistica non può non tener conto di quella che è, ad esempio, la sempre crescente attenzione che gli ospiti hanno nei confronti dei temi della sostenibilità ambientale, che è sicuramente uno dei temi centrali anche in fase di prenotazione, nell'individuare
questo tipo di struttura piuttosto che un'altra, questo tipo di località piuttosto che un'altra. È per questo che le varie progettualità che si portano avanti sulla costa sono tutte incentrate su questo tema. Come diceva lei, le persone non riescono più a stare a casa, è vero, e aggiungo, e c'è sempre più voglia di mare, voglia di socialità, voglia di condividere questi spazi. Io sono di Jesolo, ieri la nostra località è stata letteralmente invasa da tantissimi visitatori che sono venuti sulla spiaggia di Jesolo per ammirare una meravigliosa manifestazione con gli aquiloni e con i kite. È chiaro che le spiagge sono una parte fondamentale dell'industria turistica e soprattutto sono una parte fondamentale di un'industria che è legata direttamente con il territorio, che ha delle profonde ricadute sociali ed occupazionali con lo stesso, e quindi la possibilità di un adattamento continuo ed ulteriore del fenomeno turistico rispetto a quelle che sono le esigenze dei nostri ospiti non è solo conseguenza di quanto ci viene richiesto, ma è anche una necessità dalla quale non possiamo assolutamente più prescindere. Assolutamente, interrompo un attimo, grazie. Dopo parliamo anche di altri temi che sono altrettanto importanti, poi mi è venuto in mente anche un altro, visti i grandi flussi che avete avuto nel weekend sabato e domenica, perché c'erano poi diverse manifestazioni concomitanti, nella fattispecie era Jesolo, e quindi mi collego anche alla viabilità, se è stato risolto in parte o se resterà sempre un nodo per voi cruciale per questa località ma anche per altre. Andiamo in pubblicità qualche secondo, Presidente, cari telespettatori, ci vediamo tra pochissimo.